La pandemia fa sentire il suo peso nel Cosentino, l'Annunziata non regge più e l'ASP attiva i centri SPOC della provincia. Intanto l'unità di crisi apre altri 3 centri vaccinali in Calabria. C'è un nuovo sistema per aiutare i soggetti fragili a prenotarsi, un link agevolerà il posizionamento nella piattaforma. Appello dei medici di base, vogliamo più chiarezza sulla distribuzione dei vaccini, non sappiamo cosa dire ai nostri pazienti che chiedono di vaccinarsi. Un uomo di 75 anni di Montalto Uffugo muore 48 ore dopo aver fatto il vaccino. È stato il suo medico di famiglia a denunciare l'accaduto, disposta per domani l'autopsia. È stato arrestato in una località nei pressi di Roma un 63enne originario di Cosenza, considerato il re della truffa, un vero e proprio fuoriclasse dei crimini informatici. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno eseguito perquisizioni e sequestri nelle abitazioni di 18 persone indagate nell'inchiesta appalti e massoneria della Procura di Paola. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura l'avete visto, parliamo del virus perché la pandemia fa sentire il suo peso nel Cosentino, l'Annunziata non regge più e allora l'ASP ha attivato i centri SPOC della provincia. Intanto alla Cittadella l'unità di crisi ha aperto altri 3 centri vaccinali in Calabria. Situazione epidemiologica in peggioramento nella provincia di Cosenza, con ospedali sold out e pronto soccorso in affanno. Dunque l'ASP di Cosenza, per assicurare adeguata assistenza ai pazienti Covid, ha proceduto con urgenza alla trasformazione del reparto medicina di Cetraro in medicina Covid, un incremento del numero di posti letto su tutto il territorio necessario. Allo SPOC Paola Cetraro saranno incrementati di 20 unità, già Covid 12 da trasformazione del reparto di medicina per un aumento totale di 32 posti Covid. Nello SPOC Corigliano Rossano 18 posti letto Covid, nel presidio ospedaliero di Acri 16 posti letto Covid, nella subintensiva dell'ospedale dell'Annunziata 12 posti letto. Il numero di posti letto Covid disponibili fino ad oggi è stato incrementato da 66 a 78 unità. Nei prossimi giorni sarà attivato un nuovo reparto con ulteriori 22 posti Covid presso lo SPOC di Corigliano Rossano e 12 posti di subintensiva presso l'ospedale di Rogliano. Questo quanto disposto dal commissario straordinario La Regina. Intanto, dopo la riunione alla Cittadella dell'unità di crisi regionale per l'emergenza Covid, è stato deciso che saranno istituiti nuovi hub vaccinali ad alta capacità a Catanzaro, Corigliano Rossano e Siderno. Per il funzionamento dei nuovi hub è in itinere, secondo quanto emerso, la definizione di una convenzione con la Croce Rossa Italiana che fornirà il personale medico e infermieristico necessario. Sono in corso inoltre interlocuzioni con le associazioni di categoria dei farmacisti e degli odontoiatri per l'eventuale sottoscrizione di protocolli di intesa per l'impiego di ulteriori forze da mettere in campo. Durante il vertice è stato inoltre evidenziato un incremento dei centri di vaccinazione per le prenotazioni sulla piattaforma di Poste Italiane. Serve un cambio di marcia, ha detto nella riunione il presidente facente funzioni Spirli, a partire dalla registrazione puntuale in piattaforma di tutte le dosi effettivamente somministrate fino alla comprensione delle cause di uno squilibrio di dati fra le dosi ricevute, quelle conservate e le somministrazioni effettuate. Sono 347 i nuovi positivi in Calabria, 4 le vittime secondo i dati del bollettino regionale. Sono 347 i nuovi positivi in Calabria con 3.117 tamponi eseguiti e un rapporto tamponi positivi dell'11,13%. Le persone risultate positive al coronavirus nella nostra regione dall'inizio della pandemia sono 46.958, quelle negative 580.449. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 108 a Cosenza,
Vicenza, 90 a Catanzaro, 52 a Crotone, 19 a Vibo Valentia e 78 a Reggio Calabria. Tornano a salire i ricoverati, più 6 in area medica, che portano il totale a 389, mentre calano di 1 quelli in terapia intensiva, che sono 36. 4 le vittime, con 819 decessi da inizio pandemia, 3 nel Cosentino e 1 nel Reggino. Parliamo invece adesso di campagna vaccinale, perché c'è un nuovo sistema per aiutare i soggetti fragili a prenotarsi. C'è un link che agevolerà il posizionamento nella piattaforma. Migliaia di calabresi alle prese con la piattaforma per la prenotazione delle vaccinazioni si sono trovati di fronte a questo messaggio. Attenzione, codici inseriti non sono corretti o non corrispondono a persona appartenente a categoria avente priorità nella fase corrente del piano vaccinale. Accertati di non aver commesso errori di inserimento. Problemi insormontabili da giorni per tantissimi soggetti fragili che non sono riusciti a iscriversi e quindi a ricevere la propria dose. La struttura commissariale sta tentando di superare questa fase di difficoltà, mettendo a disposizione dei soggetti fragili un nuovo metodo di segnalazione. Per evitare di allungare i tempi di risposta ai pazienti fragili che continuano a riscontrare difficoltà ad accedere alla piattaforma, si legge, è stata creata una modalità più veloce di segnalazione attraverso un form online. Il form introduce ad una scheda con la quale è possibile inviare i propri dati, codice fiscale, numero della tessera sanitaria e codice di esenzione, e attendere una risposta. Lo abbiamo fatto anche noi simulando una prenotazione. La speranza è che questa volta gli utenti fragili riescano a ottenere una risposta celere e adeguata alle proprie esigenze. Oggi possiamo tranquillamente affermare che in Calabria siamo alle comiche finali. Ancora una volta si modifica il sistema di registrazione per quanto riguarda i soggetti fragili. È una situazione ormai inaccettabile. Un cambio in corsa senza dare le dovute informazioni che possano, come dire, dare la massima diffusione di questa nuova indicazione. Registriamo ancora una volta da parte del commissario delle indecisioni e delle titubanze che sicuramente non porteranno bene rispetto a questi soggetti che rischiano la vita per le loro patologie, nel mentre assistiamo alle vaccinazioni di soggetti giovani che riescono facilmente a trovare soluzione al loro problema. Riteniamo che il cambio del commissario non ha prodotto granché in Calabria e non vediamo prospettive per il futuro. Se questa è la linea, ritengo che forse faremmo bene a chiedere le dimissioni di questo commissario. Intanto la presidente dell'Associazione Parkinsoniani di Cosenza si dice indignata per le difficoltà organizzative proprio della campagna vaccinale che hanno impedito ai malati di Parkinson e di altre patologie neurodegenerative di accedere alla vaccinazione. Tra i soggetti fragili, finora impossibilitati a prenotarsi per il vaccino o in difficoltà con la piattaforma, gli affetti da Parkinson. La presidente dell'API di Cosenza è indignata per deficienze e scarsa organizzazione. I disagi che stiamo avendo, non solo ai fragili, ma tutti quanti in genere, per prenotarci e fare questo vaccino che ci permetterà di essere più liberi e quindi di uscire un po' da questa carcere in cui siamo costretti a vivere nelle nostre case. Io mi sono molto indignata nel sentire che noi soggetti parkinsoniani e così come gli altri malati di malattie neurodegenerative siano esclusi dalle categorie dei soggetti fragili, e questa secondo me è una pecca che insomma bisogna al più presto riparare. Io che l'ho avuto e sono stata 20 giorni in ospedale, so quali sono i disagi che questa malattia può portare a una persona col Parkinson, perché non ti puoi muovere, devi gestire da solo la terapia farmacologica del Parkinson, ti sballa tutte quante l'efficacia e l'equilibrio che avevi raggiunto con tanta fatica prima
con la terapia farmacologica. Io ancora a distanza di 4 mesi non mi sono ripresa completamente. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore il caso dell'iscritto all'associazione Prenotato Sì, ma in un'altra regione. Volevo sottolineare ed esprimere la mia solidarietà al nostro associato Sottile Mattia, che ha avuto questo inconveniente di vedersi assegnata come sede vaccinale addirittura un paese della Sicilia. Intanto i medici di base chiedono di essere maggiormente coinvolti nelle vaccinazioni per accelerare appunto le operazioni. Inviata la richiesta al commissario Longo e al presidente facente funzioni Nino Spirlì. I medici di famiglia sono pronti, la burocrazia frena un confronto aperto con l'ufficio del commissario Longo e la richiesta di poter vaccinare i propri pazienti che resta senza risposta. Noi abbiamo inviato una PEC sia al commissario Longo sia al presidente Sperlini, dicendo che noi siamo disponibili a vaccinare tutta la popolazione, non solo gli ottantenni. Questo cambierebbe di fatto, darebbe un cambio di passo alla campagna vaccinale, perché capite bene che un esercito di 1500 medici in medicina generale, anche con le dosi disponibili, è in grado di supplire anche, se vogliamo, alle carenze del sistema di prenotazione, perché adesso, nel momento in cui io penso che dobbiamo pensare al futuro immediato. La verità vera è che ci sono in questo momento poche dosi. Ci telefonano pazienti che non riescono a fare addirittura la seconda dose di richiamo e va fatta in tempi certi. Quindi in questo momento il problema è le dosi, ma tra poco avremo una sufficiente quantità di dosi da poter inoculare, avremo anche dei vaccini che possono essere adatti anche all'attività quotidiana del medico di medicina generale, nel senso che sono più gestibili, mi riferisco a Johnson & Johnson, e allora in quel momento abbiamo bisogno che, come dico io, l'esercito entri in campo, l'esercito dei medici di medicina generale, quelli che conoscono le condizioni particolari dei propri pazienti. E noi dobbiamo prepararci a quel momento, che è un momento ravvicinato, non farci trovare sempre in contropiede. Ecco perché abbiamo chiesto a Spirlì e a Longo di firmare un protocollo che ci consenta di entrare in campo. Il protocollo stilato con la Regione prevedeva la somministrazione delle fiale agli over 80. C'è bisogno di un nuovo documento, una nuova firma per procedere con gli altri pazienti. Ci troviamo in una situazione drammatica, perché quando avremo a disposizione le dosi, in quel caso non avremo a disposizione i medici. Allora dobbiamo andare in anticipo, una volta tanto, mi si consenta, cerchiamo di anticipare i tempi e trovarci pronti al momento della vaccinazione di massa. Noi in questo momento non abbiamo avuto, nonostante la nostra richiesta inviata per PEC, sollecitata anche telefonicamente, avuta anche con il commissario Longo in un colloquio informale che c'è stato tra me e il commissario Longo, abbiamo fatto questa richiesta. Stiamo aspettando di essere convocati. Noi non abbiamo altro interesse se non quello di entrare in campo a favore dei nostri pazienti. E a proposito di vaccini e di rinvio della seconda dose, il cosiddetto richiamo, i medici di base dicono serve più chiarezza, c'è troppa confusione. C'è una buona notizia che i vaccini per i richiami saranno somministrati anche sul Tirreno cosentino, lo conferma la dottoressa Ciodaro, che però sottolinea come comunque si vive uno stato di confusione per quanto concerne la campagna vaccinale, a partire dalla piattaforma online fino alla poca informazione per gli utenti. Purtroppo fino a ieri mattina le notizie erano quelle che erano, cioè che non si riusciva a garantire con chi aveva avuto la prima dose di Pfizer, non si riusciva a garantire la seconda dose. Nel pomeriggio di ieri il dottor Pititto, che coordina il gruppo vaccinale
di Paola e quindi della zona del Tirreno, siamo invece comunicato che comunque la sottoscritta e anche gli altri colleghi, così come il comune di Centrale di Fuscaldo, riusciranno a garantire le seconde dosi. Uno stato di grande precarietà aggravato da una piattaforma non funzionante o malfunzionante. È chiaro che c'è molta confusione e questa confusione non garantisce ai nostri pazienti la serenità giusta. Non tutti hanno il computer, o se ce l'hanno non è detto che lo sappiano usare o abbiano a disposizione una persona disponibile per poterli prenotare, così come non può decidere una piattaforma lo stato di fragilità o meno di un paziente, che non è detto che debba essere fragile in quanto usufruisce di codici di esenzione, ma potrebbe essere anche un paziente fragile che ha deciso di non usufruire di quelli che sono dei codici di esenzione. Ma è fragile lo stesso, e anche gli indici di priorità tra i fragili non può essere semplicemente un numero di prenotazione a garantirlo, ma deve essere lo stato di gravità di un paziente. Cioè io credo che non si possa assolutamente sostituire la figura del medico di famiglia a quella di una semplice piattaforma asettica, che è totalmente legato ad un discorso prettamente informatico e meramente di programmazione. Intanto sarà l'autopsia a stabilire la causa della morte di un 75enne di Montalto Uffugo, deceduto pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. La denuncia è del medico di base. Montalto Uffugo in queste ore si interroga sulla morte di un 75enne. L'uomo ha perso la vita 48 ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. È stato il medico curante a denunciare l'accaduto. Abbiamo l'obbligo di segnalazione, ci ha detto al telefono, precisando che il suo assistito era affetto anche da altre patologie. Sul caso aperta un'inchiesta dal Tribunale di Cosenza. Salvatore Lofeudo è deceduto a causa di un infarto lunedì scorso. Solo sabato si era recato presso il centro vaccinale della frazione Pianette per la somministrazione della prima fiala del vaccino. Sulla salma dell'anziano, che si trova nell'obitorio dell'Annunziata di Cosenza, sarà effettuata l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Cosenza, coordinata dal procuratore Mario Spagnolo. L'esame autoptico chiarirà le cause del decesso. L'anziano, anche in passato, pare avesse avuto problemi cardiaci. I sanitari e gli stessi investigatori invitano alla cautela. Tutto da dimostrare il nesso tra la morte del 75enne e la somministrazione del siero. Restano però paura, dubbi e domande, tante legittime in un piccolo centro e nella famiglia dell'uomo, che si ritrova a fare i conti con il dolore e il lutto. Ancora la cronaca: è stato arrestato in una località nei pressi di Roma un 63enne originario di Cosenza, considerato il re della truffa. Ecco il re delle truffe mentre preleva dei soldi da un bancomat. Alberto Fusinato, 63 anni, originario della provincia di Cosenza, è stato beccato dalla polizia postale a Colleferro, paesino dell'Interland di Roma, dove si nascondeva per sottrarsi all'esecuzione della pena definitiva di oltre 7 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di strumenti di pagamento, truffa ed estorsione. Le indagini coordinate dalla Procura Abruzzo e guidate dal procuratore Mario Spagnolo sono state condotte dalla polizia di Cosenza con il supporto dei colleghi di Roma. Ad incastrare l'uomo vari prelievi che faceva con il bancomat proprio nell'area in cui poi è stato individuato. Gli investigatori lo hanno trovato attraverso specifiche indagini informatiche e tradizionali con pedinamenti e appostamenti avviate in seguito ad altre truffe che il 63enne ha continuato a mettere in atto. L'uomo, componente di un'organizzazione transnazionale dedita alla falsificazione di strumenti di pagamento e alle frodi informatiche, è stato al centro nella sua carriera criminale di varie indagini della Polizia Postale delle Comunicazioni, della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Gli investigatori, dopo aver individuato la zona in cui si nascondeva il re delle truffe, questa mattina alle prime luci dell'alba sono entrati in azione. Lo hanno sorpreso in un appartamento in possesso di numerosi strumenti informatici, telefoni cellulari, carte di pagamento, dispositivi per la connessione internet e documenti ora sotto sequestro. Gli inquirenti sottolineano che con questa operazione è stato posto un ulteriore freno ad attività criminali attuali e redditizie che hanno visto negli anni raggirate e danneggiate numerose vittime in varie parti d'Italia.
Numerose perquisizioni da parte dei carabinieri di Scalea su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, diretta da Pierpaolo Bruni, in merito proprio all'inchiesta scattata lo scorso 27 gennaio che portò alla scoperta di una loggia massonica segreta che avrebbe agito per condizionare gli appalti pubblici. Potrebbero esserci a breve ulteriori sviluppi nell'inchiesta della Procura di Paola diretta dal procuratore Pierpaolo Bruni su un presunto legame tra massoneria e affari negli appalti pubblici. Questa mattina i carabinieri di Scalea hanno eseguito nuove perquisizioni, questa volta nelle abitazioni di 2 assessori comunali di Belvedere Marittimo, Luigi Cristofaro e Marco Liporace. L'inchiesta, lo ricordiamo, è scattata lo scorso 27 gennaio e ha portato alla scoperta di una loggia massonica segreta che avrebbe agito per condizionare appalti pubblici e compiere reati contro la pubblica amministrazione. In quell'occasione 18 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di truffa, turbata libertà degli incanti, corruzione e violazione della legge Anselmi che vieta la costituzione delle logge massoniche segrete. Tra gli indagati anche la dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Belvedere Marittimo. Le nuove perquisizioni dunque potrebbero fornire ulteriori prove alla procura sulla presunta associazione per delinquere che avrebbe operato tra la Basilicata e la Calabria proprio per dividere i proventi degli appalti pubblici. Cambiamo argomento, parliamo di nuovi collegamenti con Parma grazie alla compagnia Igo Airways, il primo volo atterrato a Lamezia. Lo scalo internazionale di Lamezia Terme tenta la ripresa dopo il tracollo legato alle restrizioni da Covid. Nuovi collegamenti da e per Parma con Igo Airways. Ecco l'arrivo del primo volo, a bordo anche il presidente della SACAL. Un segnale di uscita dalla crisi importante perché c'è molta voglia di ritornare a volare da parte di tutti, sia dei turisti che da parte di chi vola per lavoro. In particolare nella nostra regione abbiamo un indice di mobilità che è il rapporto tra popolazione e viaggiatori in aereo molto più basso della media nazionale, quindi esiste uno spazio ancora inespresso per le compagnie aeree che vogliono volare qui da noi. Igo Airways ha dato un ottimo esempio, il collegamento tra Parma e Lamezia è molto interessante, si tratta di 2 bacini di traffico diversi ma con ottime potenzialità, quindi sono convinto che nel corso dell'estate gradualmente questo volo avrà sempre maggior successo. Dopo Parma partiranno anche i collegamenti con Firenze e Forlì. Adesso speriamo che comincino ad aiutarci facendo tanti vaccini e dando la possibilità alle persone di potersi muovere tra una regione e l'altra, perché è ovvio che finché le regioni sono bloccate tra di loro e non ci si può spostare è faticoso. Adesso ci spostiamo a Reggio Calabria per parlare di sport e di socialità. Lo sport riparte in città è lo slogan con il quale l'amministrazione comunale di Reggio Calabria accompagna una serie di iniziative attraverso le quali garantire ai cittadini spazi condivisi per svolgere attività sportiva. Il coordinamento del progetto è dell'assessorato allo sport e alle politiche giovanili e di genere diretto dall'assessora Giuggi Palmenta, che ha presieduto un incontro tematico il cui carattere quasi del tutto operativo è stato evidente. L'iniziativa rientra inoltre nella realizzazione del nuovo waterfront, struttura sita sul lato nord della città di fronte al mare dello Stretto che ospiterà variegati ed efficienti spazi di integrazione. Il percorso di avvicinamento alla consegna ufficiale del nuovo waterfront è quasi concluso, quindi di qui a poco Reggio, città con assoluta vocazione sportiva, sono presenti sul territorio associazioni che operano nei vari settori dello sport, avrà occasioni importanti per raggiungere nuovi significativi risultati. Vediamo invece adesso come hanno chiuso le borse. Seduta debole per le borse europee, focus sul presidente americano Joe Biden che oggi presenta un piano di investimenti in infrastrutture da 2.250 miliardi di dollari. A preoccupare gli operatori sono l'aumento della tassazione per finanziare la spesa e i possibili impatti sull'inflazione. Dall'agenda macroeconomica sono giunti anche i dati del governo cinese sull'attività economica in miglioramento a marzo, mentre nell'Eurozona l'inflazione ha accelerato all'1,3% a marzo. Disoccupazione stabile
stabile al 6% in Germania, mentre in Italia l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,3% mensile e dello 0,8% su base annua, da più 0,6% di febbraio. L'indice armonizzato UE è salito dall'1,8% congiunturale e dello 0,6% tendenziale. A Milano chiude poco mosso il FTSE MIB più 0,05%, come il DAX di Francoforte flat. Deboli l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,1%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,3%, il FTSE 100 di Londra a meno 0,9%. A Wall Street flat il Dow Jones e positivi l'S&P 500 a più 0,6% e il Nasdaq a più 1,6%. Sul Forex l'euro-dollaro in lieve rialzo a 1,173, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 110,6. Viaggiano positive le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,2% a $64,3 e il WTI a più 0,5% a $60,9 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund resta in area 96 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,66%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap avanzano Prysmian a più 2,0%, Buzzi Unicem a più 1,9%, STM a più 1,85%, Ferrari a più 1,8%, mentre retrano in particolare CNH a meno 2,0%, Banco BPM a meno 2,5% e Pirelli a meno 3,55%, che ha annunciato il nuovo piano industriale. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'alta pressione di origine nordafricana continua ad interessare l'Europa occidentale e centrale, compresa gran parte dell'Italia, facendo aumentare notevolmente le temperature. La nostra regione invece continua a registrare temperature gradevoli e tempo variabile a causa dell'afflusso di aria un po' più fresca da nord. Domani al mattino sereno o quasi ovunque, con innocue nubi basse solo sui litorali tirrenici. Durante il pomeriggio formazione di nuvolosità sulle aree interne ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in lieve aumento sui versanti ionici. Domani mari quasi calmi o poco mossi, venti di direzione variabile, in prevalenza da ovest deboli sul Tirreno, dai quadranti occidentali a tratti moderati sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.